Buon pomeriggio, siamo qua con Fabio Dalmagro, che è coordinatore della sostenibilità di Faber, che è l'azienda che ci ha ospitato in questo secondo evento ad alta ispirazione dal titolo Capitolo Umano. Ti chiedo di descriverci brevemente di cosa si occupa questa azienda. Faber Industrie è un'azienda radicata sul territorio del Cividalese da più di 50 anni e si occupa di produzione di bombole e sistemi per il contenimento ad alta pressione, di gas ad alta pressione. Questi sistemi sono impiegati a uso industriale per processi industriali e per applicazioni antincendio, per uso medicale, per la parte di sub ed infine per la parte più rilevante riguardante l'energia. In particolare Faber è attiva da anni nel settore dell'automotive per quanto riguarda l'uso del metano su automobili, autobus e camion, e negli ultimi anni sta sviluppando sempre più un mercato riguardante l'idrogeno ed è fiera ed orgogliosa di partecipare a titolo pieno alla transizione energetica che sta coinvolgendo l'intero mondo. Alla luce della tua esperienza e di ciò che fate qua in azienda, in Faber Industrie, ti chiedo qual è secondo te la chiave per un'evoluzione che sia tecnologica, sostenibile e che metta al centro le persone? Noi crediamo che per rendere realmente sostenibile l'attività aziendale sia fondamentale fondere i valori e i principi di sostenibilità nei valori del business model aziendale. Pertanto crediamo che sia fondamentale agire su fattori di innovazione di prodotto e attraverso progetti di ricerca sia interni che esterni, attraverso l'innovazione di processo finalizzato a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare la sicurezza dell'ambiente di lavoro, ed infine da un punto di vista organizzativo introducendo e valorizzando il fattore umano con nuove metodologie e soluzioni di organizzazione aziendale.